23.000 il numero di proiettili che piovono sulla città tra luglio e agosto del 1849, alla fine del lungo assedio austro-ungarico. 11.654 il numero delle cortigiane ufficiali, secondo Marin Sanudo, uno dei più celebri cronisti dell'inizio del Cinquecento. Questi sono solo alcuni dei numeri che il noto scrittore veneziano Alberto Tosofei ha scelto per raccontare l'incredibile storia di Venezia in occasione dei suoi 1600 anni. Ho fatto questa scelta di raccontarla attraverso i suoi numeri, il titolo è Venezia in numeri, perché mi sembrava divertente poter ripercorrere le vicende storiche attraverso delle cifre anche curiose alcune volte. Sono passato anche attraverso non solo le tante storie che vi sono avvenute nel corso dei secoli, ma anche le leggende che li riguardano. Con il libro Venezia in numeri, una storia millenaria, si percorre un insolito viaggio nella storia della Serenissima, che ha molti primati come descritto nel numero 1. Riguarda tutte le volte in cui Venezia è arrivata per prima. La prima legge che disciplina il lavoro minorile, la prima legge che disciplina il brevetto e quindi la protezione delle idee, il primo lazzaretto, le parole veneziane che sono quarantena, arsenale, ghetto e anche alcune invenzioni come lo specchio nel 1540. Prima so che sembra difficile da immaginare, ma non esisteva, esistevano solo dei metalli molto lucidati, e l'uso del termometro, che ai noi la temperatura corporea in questi ultimi 2 anni è diventata determinante per appunto capire se una persona è malata. 1611, Santorio Santorio, dove? Qui a Venezia. 143 pagine per conoscere Venezia da un punto di vista diverso. Ma attenzione, perché tra i tanti numeri spunta anche una lettera. Starà al lettore scoprire quale.